Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Buon sabato pomeriggio. Quest'oggi ospitiamo nel nostro salottino virtuale l'autrice Sabatina Napolitano, che ci presenta la sua opera prima, Origami, edito da Campanotto. Buonasera Paolo, benvenuto, buon pomeriggio. Io la invito immediatamente ad entrare. Ecco qua. Buonasera Sabatina. Buonasera. Buonasera. Come stai? Bene, tutto bene. Tutto bene? Bene. Com'è il tempo dalle tue parti? Perché qua è tornato l'inverno. Brutto, veramente brutto tempo. Infatti sono scesa, mi sono trovata con la pioggia, vabbè. Comunque è cattivo tempo. Non lo so, tu vieni condizionata dal tempo. Non sempre, qualche volta sì. Mi capita, sai quando? Quando inizio a vedere la primavera e poi arriva di nuovo il brutto tempo. Allora lì mi mette un po' di... perché sono già proiettata verso l'estate in realtà, no? Penso già a sole, mare, eccetera. E quindi poi ritornare col piumino, perché a Torino, cioè, passiamo da 25 gradi a come stamattina che ce n'erano 4, per cui eravamo col giubbottino, oggi abbiamo dovuto mettere il piumino, quindi mi trovo un po', come dire, Io ho non mi scritto piace. anche un libro, dal titolo Scritto d'autunno, quindi mi sono occupata anche del tema delle stagioni, ma più che altro la linea ambientale, per le Certo, riflessioni che alle volte tengo sull'ambiente. Quindi sì, certo. la tematica ambientale mi ferisce, mi prende. Perché alle volte sì, ora c'è la guerra, però con tanti problemi alle volte dimentichiamo quelli che ci sono sempre e che bisogna sensibilizzare di continuo, chiaramente. Certo, certo. No, sai cos'è? È che, come dici tu, è vero, adesso c'è la guerra e Mm. quindi, come dire, i nostri pensieri sono completamente spostati, giustamente, però in realtà il problema dell'ambiente, cioè quello che comunque sta succedendo a livello ambientale, è un grossissimo problema, perché cioè, non sappiamo come poi veramente andrà a finire, cioè sta scadendo il tempo e questo è vero, cioè se non corriamo ai ripari rischiamo veramente di ritrovarci eh, a dover poi capire cosa fare, ecco, e dove andare anche ad abitare per alcuni, cioè per alcuni continenti. No, ma anche per l'Italia. Io ho parlato spesso di Venezia, proprio perché Venezia sarebbe una delle città ehm, soffrirà di più nel caso in cui non si prendano provvedimenti seri. E quindi sì, io temo per Venezia, temo veramente per Venezia come città italiana e spero che oggi è la giornata sull'autismo. Tante persone hanno sensibilizzato l'umanità intera su questo problema, bisogna continuare a parlarne e bisogna anche informarsi perché anche all'interno del romanzo io ho messo dei riferimenti ai genitori dei bambini vittime del terrorismo che si occupano anche di ambientalismo, quindi ho messo anche dei riferimenti all'interno del romanzo su su questa tematica ambientale. Quindi sì, in effetti è sempre bene sensibilizzare intorno a questo argomento e non perdere mai la grinta. Ho visto che ultimamente anche con la guerra le persone scendevano sia per l'ambiente che per la pace. Quindi in effetti manteniamo anche gli scrittori, i lettori mantengono questa linea di pensiero, che non è una linea di pensiero privilegiata, perché il fatto che ci dovrebbe essere comunque un'informazione per quanto riguarda i dati statistici, anche le ricerche scientifiche, non è un'operazione che deve avvenire per un numero ristretto di lettori o di chi legge i giornali, è un'operazione che dovrebbe avvenire su larga scala, quindi per le masse. Chiaramente io mi sono sempre esposta, insomma, contro gli influencer, assolutamente. Io sono
quel tipo di persone che si mettono contro gli influencer, anche se gli influencer servono agli scrittori. Però chiaramente ci vorrebbe un'informazione massificata, quindi che entra nelle scuole, entra nei centri istituzionali, entra anche con le arti, quindi col cinema, con il teatro, sempre di più perché è necessario fare questo tipo di informazioni. Quindi sì, i cambi ambientali vengono anche per questo tipo di problema, perché per il fatto che comunque non abbiamo cura di tanti fattori che, ripeto, dovrebbero essere tenuti d'occhio non solo dalla comunità scientifica, ma dalla, mh, dalla comunità mondiale. Ecco, quando c'è stata la pandemia, da come mi è parso di capire, molti scendevano dalle nuvole, stiamo parlando di persone specializzate in questo campo, ai vertici del potere o in un modo o nell'altro ai vertici del controllo. E questo non deve capitare, non è possibile perché è come se io facessi la scrittrice e mi dicono Mondadori, io scendo dalle nuvole. No, mi attivo perché è il mio campo. Però se tu che sei specializzato e non ti attivi in tal senso, chiaramente questo poi genera il panico, genera la disinformazione, perché noi nella pandemia abbiamo visto la totale inadeguatezza di persone che comunque a livello istituzionale dovevano mantenere il controllo, molte morti che potevano veramente essere evitate, quindi è chiaro che questi cambi ambientali derivano da una situazione di fondo dove il pianeta soffre, il pianeta Terra soffre e c'è necessità comunque di prendersi carico di questa evenienza, anche se sembra un paradosso con la situazione della guerra, perché la guerra effettivamente è tutto quello che è contro la sensibilizzazione a pro dell'umanità. Perché adesso si sono impegnati a comprare le armi, adesso il grande impegno è comprare le armi e regalare armi invece di aiutare Esatto. l'umanità che soffre, le persone che stanno soffrendo. Quindi chiaramente si parla di Questo è il paradosso paradossi. umano. Io dico Sì, sempre noi che è il siamo paradosso paradossi umani. umano. Sì, sì, come quelli Esatto. che vogliono fare qualcosa, ma alla fine finiscono per far niente. Cioè, tu hai creato il nulla assoluto, quindi è un po' per quieto vivere, ma la storia non si fa sul quieto vivere. La storia si fa io ho detto sempre, ai miei amici dico sempre, qualora io diventi una vigliacca, ditemelo. Io non sono un attivista. E molti attivisti non mi piacciono, molti attivisti italiani li credo veramente fuori luogo, fanno dell'attivismo dove non c'è invece di fare dell'attivismo sulle cose serie. Però nel momento in cui io divento una vigliacca, datemi un campanello di allarme. Secondo me la vigliaccheria è una delle cose più misere dell'umanità, della condizione umana, la vigliaccheria. La vigliaccheria e poi io credo anche, come dire, il voler avere, perché qua questa guerra è possesso, è una guerra fatta per possedere un qualcosa. E la cosa che io continuo sempre a dire, poi giustamente io sono una cittadina, quindi probabilmente non conosco neanche quello che sta sopra, però mi chiedo come sia possibile che un uomo, poi da solo, sì, che avrà gli oligarchi, tutte le persone intorno, ma possibile che non ci sia stato nessuno che abbia potuto un attimo andare da lui, sedersi a tavolino e dire adesso ragioniamo? Cioè, eh, Noi non veniamo mai a sapere perché le notizie sono certo, anche manipolate, quindi noi non veniamo mai a sapere quello che accade proprio lì. Ehm, sicuramente, per carità, però mi chiedo, cioè è possibile che non ci sia stato nessun tipo di possibilità, nulla, possibile che, cioè, solo tramite... eh, E quello che poi comunque dici, ma ti lascia molto, no? Comunque l'amaro in bocca, ecco. Lucia, le guerre vengono fatte per guerre di possesso, perché comunque anche nella psicologia umana la prima cosa che comunque si tende a sottolineare è il possesso, la possessione, la gelosia. Tutte le guerre vengono fatte per delle guerre di possedimenti, di strategie, di questi termini.
Chiaramente io ho fatto sempre informazione nelle dirette, non ho mai dimenticato questo tipo di problemi, mi sembra che lo stiano facendo pure gli altri, però nel concreto bisogna fare, bisogna realmente agire. La mia idea è che effettivamente anche quando c'è stata la seconda guerra mondiale, e non vorrei mai venisse una terza guerra mondiale, gli intellettuali se la vedevano passare sotto naso, loro vedevano la storia così e chi reagiva in un modo, chi reagiva in un altro. Penso che lo stesso sta accadendo adesso. Quando sei nella storia è difficile una riflessione super partes. La riflessione storica e degli storici è sempre per definizione quella che avviene dopo. Pochi sono gli storici che sono cronisti e pochi sono i politici che sono anche intellettuali. Quindi siamo nella balia, siamo proprio in balia delle oscillazioni sia spirituali, sia psichiche, sia materiche. Siamo in balia delle oscillazioni, è quello che capita. E purtroppo io ho detto nell'altra diretta che secondo me la cosa migliore era che ci fosse qualche politico che iniziasse a fare dei discorsi un po' più concreti, negoziati un po' più concreti. Ancora credevo che potesse essere fatto qualcosa. Mi figuravo addirittura che potevo essere utilizzata io come forma simbolica per fare qualcosa, ma non è stato fatto niente, niente assolutamente. Quindi che cosa ci vogliamo dire? Andiamo avanti e cerchiamo di fare ognuno il meglio che può. Più di Certo, questo certo. non possiamo. Sicuramente però ti lascia, no, quell'amaro in bocca, anche perché poi dici, cioè, è capitato lì, ma poteva capitare anche a me, cioè perché Della guerra. No, allora esatto, cioè, io voglio l'amaro in dire, bocca per le situazioni letterarie non ce l'ho, perché io non mi aspetto niente dagli uomini, no, no, non mi aspetto niente né dagli uomini né dalle donne. Tu per fare la scrittrice e per stare in mezzo agli ambienti accademici, critici e non devi avere aspettative perché sono ambienti che vanno per oscillazioni, oscillazioni psichiche, spirituali, materiche, quindi quello che è il paradigma di un anno prima non è quello di un anno dopo. Se per esempio un anno prima uno scrittore va tantissimo, per dire vende milioni di copie, l'anno dopo potrebbe non essere così. I casi nella storia di scrittori che si sono confermati negli anni sono veramente pochi perché vanno per oscillazioni. Anche i grandi scrittori hanno scritto libri mediocri o libri che hanno venduto molto. Quindi se uno pone fine in un premio o pone fine in un'altra vicenda che ha a che fare con l'umano, perde già a prescindere, perché tutto quello che ha a che fare con l'umano è suscettibile di variazioni. Ripeto, sono variazioni del tipo psichico, materico, in una piccola percentuale spirituale, quindi non c'è una costante, no. Anche il fatto che, per esempio, una persona si pronuncia positivamente su un autore, quello è possibile di mutazione, non è detto che accada sempre, perché come certo. la letteratura in un certo qual modo, quando avviene negli ambienti pubblici, quindi investe l'operazione pubblica, diventa politica, ha a che fare con la politica vera e propria. Quindi la politica, si è sempre detto, non è mai una politica è perturbante che potrebbe essere una politica di stabilità, una politica di coesione, di unione, oppure quel tipo di politica che ti assicura una sicurezza. No, noi conosciamo la politica perché proprio la politica è un un incontro di menti che cambiano nella società. E alcune volte la letteratura può sfociare nella politica, come se fosse politica. Quindi il cambiato il concetto di letteratura, di scrittore, di intellettuale nella società. Prima si avevano intellettuali di riferimento e di modello che perseguivano degli ideali di valore. Adesso Pasolini è osannato, ma all'epoca Pasolini da molti non lo era per niente. Quindi Certo. questo vediamo che alcuni personaggi vengono osannati o bistrattati in vita o per dei periodi nella vita e poi cambia totalmente l'opinione. Questo perché è tutto segue un modo oscillatorio, segue un modo che non è per niente costante. Quindi sembra da parte mia più concreto prendere le distanze da ogni tipo di posizione e fare concretamente cose serie. Nel mio caso, quindi, la letteratura che io potevo dare, io penso che sono investita anche da questa situazione della guerra, perché siamo cosmici
E ciò che io potevo fare l'ho fatto, anche non volendo, perché io ho parlato per la prima volta del romanzo ed è scoppiata la guerra. Stavo iniziando a parlare del romanzo proprio con un'amica di Torino ed è scoppiata la guerra. Quindi io tutto pensavo, ma tranne che scoppiasse una guerra. Chiaramente io ho scritto il libro scritto d'autunno dove parlavo degli anziani e dei morti e poi è scoppiata la pandemia. E allora capita che ci sono delle sensibilità particolari Certo. in ognuno di noi che captano, come gli animali, che captano delle situazioni. Capita, perché io poi, Luci, ho a che fare anche molto con l'ambiente della preghiera, non solo della meditazione. Quindi in questo sì, bisogna fidarsi dei poeti. Adesso funzionano più i poeti. Mi pare che i poeti non funzionano più. Mi pare che i poeti No. se li sono fatti scappare di mano. Quindi di cosa parliamo? Se la domanda è questa, a che pro i poeti? Heidegger diceva a che pro i poeti? Stiamo parlando del romanticismo, tardo romanticismo. Ecco, esistono più i poeti, funzionano più i poeti. Hanno parlato tanto dei poeti, ma i poeti hanno perso allora la loro funzione, proprio in questo momento. Allora, io sono strumento di Dio, quello che posso fare lo faccio. Secondo me la grandezza di un'operazione divina che comunque mantiene l'umanità in mano, Lucia, perché l'umanità non è finita nemmeno se dopo la seconda guerra mondiale. No, certo. E questa illuminazione, questa forte luce, trova strade dove si perdono, trova strade dove non ci sono più, perché è come la forza di un fiume che scorre con una gittata enorme, una grossa gittata di sangue in cui siamo immessi di un sangue buono, non di un sangue degli Certo. innocenti. E in questo sangue, di cui io, essendo cattolica, credo che siamo stati lavati, si fanno operazioni e si creano strategie dove non esistono. Quindi nel momento in cui io per esempio perdo una strada, io nella vita ne ho perse tante, se ne creano veramente delle altre. Perché è Certo. la vita che è così, è proprio il paradigma della vita. Però ecco, la riflessione intellettuale sarebbe questa, il ruolo dei poeti qual è? Se tu per un anno dai un grandissimo valore a dei poeti e per un altro anno non dai valore a dei poeti, quindi questo ti fa comprendere quando effettivamente c'è necessità dei poeti, perché la necessità era dei poeti, perché i poeti sono strumento di informazione mistica, sono strumento di informazione superiore. Se tu in quella dimensione non applichi e non usi i poeti, perché tu hai uno strumento culturale e tu non usi i poeti, allora a che pro i poeti? La domanda di Heidegger è quanto mai attuale. A che pro i poeti? I poeti evidentemente non servono più. Che è sbagliato perché in realtà non è così, non è così perché i poeti servono, serve la poesia, serve la letteratura perché comunque è quella che ti dà anche delle risposte, perché spesso, parlo per me, ma credo che per molti lettori, in un libro, in una poesia, tu riesci a trovare delle risposte e riesci anche, come dire, a capire tante cose, tantissime cose. Ed è veramente un peccato questo, è un impoverimento dell'anima, io trovo. Purtroppo da qualche anno a questa parte, tra 10 anni a questa parte, stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma, dove effettivamente la voce critica alle volte dimentica volutamente la volontà sacrale. Allora, esistono dei segni. Se da dei segni che possono venire dalla letteratura, dalla vita, se da dei segni non si applica il sacro, bensì si applica la strategia, là chiaramente c'è un cambiamento delle formule, quindi il poeta nella società non serve più. E cosa viene a servire? Una maschera di finta armonia, una maschera di finto, non si è capito, una strategia di finta armonia, di finta neutralità, in realtà una maschera, quindi là è teatro, teatro puro, si parla di teatro. Quindi effettivamente affidiamoci al teatro perché ecco Brecht, effettivamente questa è proprio la storia dell'uomo di fronte alle tragedie.
Come reagisce? Questo è un problema dal punto di vista filosofico. Come reagisce l'uomo di fronte alla tragedia? Due sono i modi: o si rifà i poeti, quindi ecco la riflessione sul linguaggio e del ruolo sociale del poeta nella società, o tramuta tutto in tragedia, in teatro. E effettivamente mi sa che dal punto di vista culturale stiamo sfociando più nella seconda ipotesi piuttosto che sulla prima, perché la prima, perlomeno nella riflessione storica, l'attuazione del poeta, l'utilizzo dello strumento poetico, parliamo dalla poetica di Aristotele, dalle origini della poetica, l'utilizzo dello strumento poetico è proprio una riflessione concreta e seria sui fatti umani, e la poesia è quella che viene a braccetto con la filosofia. Il teatro è tutto quello che viene a diventare una completa maschera di qualcosa che potrebbe essere il trucco per svelare il mistero. Se tu hai davanti a te proprio, cioè Dio ti ha dato proprio gli strumenti, proprio te li ha regalati e tu li cancelli volutamente, vuol dire che stai scegliendo il teatro. Ma questa non può essere una scelta biasimabile, non è biasimabile, perché l'uomo sceglie il teatro talvolta. L'uomo volutamente sceglie il teatro, l'uomo così come la donna hanno scelto il teatro, che lo chiamano peccato, ma il teatro è una forma, è una via d'uscita. Io non ho scritto, non ho pubblicato per il teatro, però ritengo che la riflessione del teatro è molto importante nei momenti di guerra, perché appunto è il fatto che l'uomo si trova davanti al disfacimento, quindi non sa come comportarsi e attua il teatro. Cioè, È una risposta al dolore. Io credo che sia comunque una risposta che io non condivido assolutamente, perché nel momento in cui le cose sono così semplici non bisogna rispondere, secondo me, col teatro, ma bisogna rispondere con l'utilizzo dei poeti, per come la penso io. Io se avessi una situazione di potere seguirei veramente i segni, seguirei i segni. Ci sono dei segni che sono veramente palesi, quindi perché non seguirli? Perché? In una situazione così drammatica, perché non seguire i segni? Cioè, Dio te l'ha regalati, come ci sono delle situazioni in cui hanno detto, ecco, ti ho dato una scialuppa per salvarti e tu non l'hai usato. Quindi, cioè, mi sembra che sono discorsi come il fatto, sono discorsi dal punto di vista intellettuale che non consistono, non tengono, perché è palese da parte mia, veramente è palese. certo. E Tornando, tornando a te, eh, come nasce Origami? Perché tu hai scritto 7 libri di poesie e poi hai deciso di scrivere questo romanzo, oltretutto che è stato proposto fra i 74 al premio Strega. Com'è allora, nata questa tua esigenza di scrivere un romanzo e io di dico. quindi esplorare questo genere letterario, un altro genere letterario? Allora, io dico per chi ci sta seguendo e ci seguirà che io non conoscevo le domande, quindi veramente ci lasceremo ispirare da quella continuità, da quella spinta che riguarda veramente la mentalità poetica e non la maschera teatrale, quella è un'altra cosa. Allora, No, anche perché io ci tengo sempre a dire che noi siamo dei semplici lettori, non siamo dei giornalisti, per cui leggiamo i romanzi e le domande che poi vengono poste sono domande che partono dalla lettura, da quello che noi respiriamo dal romanzo, per cui possono essere delle curiosità, può essere una frase, qualsiasi cosa, ecco. E giustamente ognuno di noi poi quando legge eh, c'è una cosa che colpisce di più e quindi poi chiede, ecco. Ecco perché non vengono programmate le domande, perché è fatto, come dire, col cuore, ecco, in questo senso. no, io vi ho apprezzato molto, ho apprezzato anche l'invito. Difatti abbiamo realizzato un'intervista per Light Canvas. Quindi sì, in effetti abbiamo realizzato questa intervista proprio perché ci tenevo
a lasciare qualcosa anche di scritto su come su quello che vi occupate, su quello che vi anima, e per questo anche ti ringrazio per la sincerità. No, io ho aperto semplicemente il libro perché proprio oggi ho fatto una riflessione che ho lasciato sui social sulla biblioteca di Itac. Ecco, perché l'origine di questo romanzo? Allora, partiamo dal presupposto che sì, io vengo dalla poesia, quindi io ho scritto dei libri di poesia, e ne ho scritto un altro che prima ho chiamato BS, adesso ho chiamato BSM, poi spero che non subirà variazioni. Allora, il concetto è questo, che proprio l'interesse verso altre situazioni, verso altre stanze di me, della mia personalità, mi ha mosso a scrivere questo romanzo. Quindi è un'operazione che viene sia dall'immaginazione, quindi da una facoltà immaginativa, e sia da una facoltà interiore, proprio dal centro di me stessa. Io sapevo di voler scrivere un romanzo perché mi sono sempre considerata scrittrice anche da bambina, perché come dico spesso ultimamente. Ecco, c'era la Murro che dice spesso che lei con un cartone animato si è sentita ispirata per scrivere. Io ero bambina, avevo 4-5 anni, e siccome sono nata già con una lieve iperattività, quindi stavo morendo con questo cordone ombelicale intorno al collo, mi hanno presa con questa specie di ventosa, perché io poi sono nata, ero l'unica nata alla Maddalena, nell'ospedale, in quest'isola in cui non nasceva nessuno, quindi era un evento che era nata questa bambina. Allora, praticamente io sono nata già iperattiva e continuo ad essere iperattiva, infatti prendo un beta bloccante, per dire. Allora, il punto era questo, che io mi mettevo a terra, mi mettevo a vedere queste videocassette, che all'epoca c'erano le videocassette di cartoni animati, e giocavo con queste bambole e parlavo da sola in continuazione. Questo lo so perché poi ho visto i filmini, avevo già imparato a parlare presto, quindi avevo già 3-4 anni, già facevo operazioni del tipo racconti, castelli, sono nata già così. Poi chiaramente con gli anni, con gli studi, col liceo classico, perché io poi ho fatto una vita da pendolare, quindi da Casanuovo, perché io vivo in provincia, adesso che non sto insegnando, che non ho una supplenza in corso, però da Casanuovo andavo a Napoli. E tutte le mattine mi svegliavo molto presto, quindi mi svegliavo anche per le 5 e mezza, 6 meno un quarto, perché alla scuola si entrava dalle 8 meno un quarto alle 8. Quindi io facevo questo percorso tutti i giorni con mezzi, con due mezzi e poi a piedi. Quindi ero comunque abituata a passare molto tempo pensando, guardando le persone. Si parla di 2 ore a andare, 2 ore a tornare, 4 ore al giorno, perché Avevi poi tempo per osservare sì, ma l'animo poi, umano. ma soprattutto poi con gli anni universitari che andavo in laboratorio, oppure andavo presto e tornavo tardissimo, e quindi perché è impensabile utilizzare la macchina qui. Specie come se fosse il raccordo lunare, la tangenziale è una cosa impensabile. E quindi da questo, proprio da un'esigenza concreta, nasce il fatto di pensare da scrittore. Quindi io associavo delle storie ai pendolari, alle persone che vedevo nel treno, associavo storie, mi chiedevo quale storia nascondevano, quindi anche dai dettagli delle borse, dai dettagli di quello che ascoltavano, io creavo personaggi da ognuno. Solo che poi mi sono resa conto che l'esigenza dell'enfasi, dell'epifania doveva concretizzarsi, e ho ben capito che installarsi in una tradizione è un qualcosa di ben diverso, non si può seguire l'estro. Lo scrittore deve seguire un contesto reale. Allora io, siccome per ora non convivo, avevo veramente la necessità di convogliare sia quella che era l'esigenza di scrivere un romanzo, e sia quella di immettermi in un terreno. Infatti il secondo romanzo è in un terreno concreto, reale. E quindi io, come incipit, come esploit della narrativa, ho deciso di regalare tutto quello che avevo fatto fino ad ora ad una biblioteca, e sentivo che questo sarebbe stato storicamente il mio primo romanzo. Quindi il primo romanzo è associabile ad una nascita della me scrittrice,
E mi piaceva che storicamente venisse associata questa nascita proprio a Olga e proprio alla biblioteca di Ithac. Tra l'altro è una nascita associabile a derivazioni che possiamo realmente constatare, come per esempio quella di non mi affido, non mi paragono ai grandi, dico mi affido ai loro spiriti, come Borges, come Eco, quindi io mi sono immessa sotto queste grandi ali e in effetti la cosa più giusta era parlare di una grossa biblioteca ed era una cosa che apparteneva a me. La biblioteca di Ithac, io l'ho descritta, è una biblioteca su 3 piani. Quindi i 2 piani di lavoro sono, nel romanzo sono la redazione di Origami e la biblioteca di Ithac. Olga è un personaggio che è un po' fuori dai contesti naturali, perché tutto è giocato nel magico, tutto, infatti è un romanzo iscrivibile nel realismo magico. Non ho seguito una letteratura più realistica, non ho seguito, siamo lontani dai generi, insomma, di pittura come Hopper o altri che hanno preferito contesti urbani. Siamo più in un ambiente che ha a che fare veramente con la letteratura. È un ambiente letterario, tutto gira intorno alla biblioteca, è un ambiente magico. E tra l'altro questo non è affatto lontano da quello che era lo spirito di Nabokov, perché Nabokov aveva veramente tanta magia, Esatto. tanta nostalgia nei romanzi. Veramente si può dire che in ogni romanzo c'è una città che non esiste, che si è inventato. Addirittura lui in Pnin, per dire, si è inventato l'università, si è inventato un'università americana perché lui appunto ci teneva molto a raccontare questa sua insomma, avventura dalla Russia agli Stati Uniti, quindi tutto, lui immergeva tutto in una grande dolcezza, in una grande sensibilità poetica. Ecco, questo romanzo è un romanzo iscrivibile nel realismo magico, perché Olga è un personaggio magico, è una donna che cresce di cultura, immersa totalmente nella cultura. Lei viene allevata dai nonni, che sono i bibliotecari di Itac, perché a Itac funziona che la grossa biblioteca è per via ereditaria. Quindi doveva prendere il posto della nonna, la madre, se non fosse che i genitori sono morti lasciandola da sola intorno ai 6-7 anni. 7 anni. Questa bimba cresce in questa grossa villa dei genitori, dei genitori e quindi anche dei nonni, e i nonni la invogliano a scrivere dei sogni su una carta. Lei facendo questi origami, poi lasciandole andare la corrente, immagina fantastica sul fatto che questi sogni si sarebbero poi potuti avverare. E Esatto. cresce in un modo candido. Il candore di Olga non si perde mai realmente, perché noi vediamo Olga in tutto l'arco della sua vita fino a che muore e c'è il vero e proprio funerale all'interno della biblioteca di Itac, quindi con tutte le operaie e gli operai che vanno al funerale e che sono ovviamente in lutto. Quindi Olga è un personaggio magico anche perché lei viene presentata con degli spiriti accanto, con delle presenze, cosa che non si usa nei romanzi, non si usa più, quindi è scrivibile totalmente nel realismo magico. Queste 2 presenze sono un amante dell'anima che lei proietta in Esatto. Emilio e un'amica, Rossana, una donna che lei proietta perché lei, essendo cresciuta con questo candore, ha sviluppato come dei disturbi della personalità veri e propri, perché questo è un quadro di disturbo della personalità. Però lei non è una disturbata, è una candida che, immersa in questo candore immaginario, si trova costretta ad essere immersa nella società. Infatti lei fa anche del volontariato, ma lei non capisce il senso del volontariato perché quando si appresta ai malati terminali, quindi si parla Esatto. anche dei malati terminali, lei sente nella collana il sapore della mamma, sente l'odore della mamma, perché appunto Esatto. è una bimba cresciuta orfana, però
tanti bambini crescono orfani. Lei è cresciuta orfana, ma è cresciuta anche orfana in un ambiente strettamente culturale, pervasivo dal punto di vista intellettuale, perché i nonni l'avevano già caricata di tutte quelle aspettative che dovevano essere poi della bibliotecaria di Ithac, Esatto. della biblioteca, che una Infatti è un biblioteca, personaggio molto complesso, Olga. sì, un A parte personaggio complesso. queste due ombre che le vivono accanto e che si ripropongono spessissimo, perché sono come dire due voci che lei continua sempre a sentire, ma lei è un personaggio complesso. Dentro Olga tu hai messo tante personalità, Sì, sì, tante, però cioè è un personaggio con tante sfaccettature. sì, anche perché a me, per me è difficile parlare di donne, però in questo romanzo ho parlato di donne. E Olga è proprio il simbolo di una fenice che però risorge da delle ceneri affettive, quindi lei, le sue mancanze sono affettive, non culturali. Spesso nei libri troviamo che i ragazzini hanno delle mancanze culturali, quindi si parla sempre di una mancanza sociale, anche a volte economica. Se vediamo i casi di Elena Ferrante si batte molto su quel punto. Certo. Io invece non ho voluto dare questo tipo di romanzo, essendo io, ripeto, innamorata totalmente di Nabokov e essendo un romanzo comunque per un accademico, ho parlato di una società di borghesi, sono tutti per la maggior parte persone ricche, si parla comunque di persone famose, come se oggi fossero i massimi scrittori che a livello mondiale Edoardo è un grandissimo scrittore, quindi è come se oggi vendesse milioni di copie. Poi Edoardo e la moglie diventano come degli influencer, sono molto popolari. È un romanzo fatto, attuato su delle strategie contemporanee, però non su un classismo sociale. Non c'è il fatto che si soffre perché si è poveri o si soffre perché si è marginati. No, Olga non ha bisogno di soldi, Olga ha bisogno di affetto, ha bisogno di quella maternità e della purezza degli uomini, non dell'intelletto, non dell'intellettualismo. Lei cresce in un ambiente iperculturale. La nonna, il nonno sono tutti personaggi che la aprono al mondo, a visioni cosmopolite, attiviste. Quindi lei Poi sì, c'è questa soffitta, la soffitta piena di libri, dove lei c'è la c'è questa Meridiana, soffitta con la il nonno meridiana, che ha disegnato quindi la Meridiana. sì, e quindi il disagio di Olga è un disagio puramente sì, emotivo, di sviluppare questa capacità emotiva. La capacità emotiva la sviluppa alla fine col figlio, perché lei intorno ai 40 anni ha Edoardo. Però ecco, tutto il romanzo è una provocazione in sé, perché anche il modo in cui l'ho scritto è una provocazione, perché come sto scrivendo il secondo romanzo è totalmente diverso, sto usando una scrittura, una storia diversissima, però poi quando rileggo il primo romanzo mi rendo conto di quanto sia bello, come sentito, come veramente sanguigno. Ecco, Olga non è sanguigna. Se dobbiamo caratterizzare Olga come una sanguigna, una passionale, non lo è. Lei è molto distaccata dai problemi, assume sempre un atteggiamento intellettuale, come quando sono morti i genitori. Lei mette la cultura e l'informazione sopra ogni cosa. E difatti lei da bambina sogna di scrivere in questo giornale che si chiama appunto Origami. Tra l'altro sollecito anche il link a Origami settimanale della stampa perché penso che ormai si sa che esiste questo giornale. Allora, quindi lei cresce così, un po' svampita, un po' la chiamano la signorina clac clac perché lei con questi tacchi nella biblioteca si fa Però è molto sentire. presente, Sì, anche se sembra svampita, però lei c'è, lei vive le, le vive le cose. È come se in un certo senso, cioè quello che ho percepito io, ecco, ehm,
abbia forse paura di alcune cose e quindi cioè fa un passo avanti ma poi torna indietro, cioè proprio per il fatto che è vissuta, cioè è cresciuta in quest'ambito culturale, però le manca un qualcosa. Io ho percepito questo nel personaggio. Sì, il personaggio manca di tutta quella riflessione che deriva dalle morbosità. Lei non è morbosa, lei si attacca al marito perché si attacca il marito in un modo così ingenuo, così naturale, perché ecco, ormai stiamo facendo spoiler perché è pure giusto. Lei si attacca al marito perché in un incidente poi lei lo segue molto e quindi lei Si conoscono così, loro si conoscono così. sì, però ecco, tutto avviene come guidato da una mano naturale, dalla mano degli origami che lascia alla corrente. Quindi Esatto. lei non ha morbosità, non passa di questi grandi dolori. Per esempio, in alcuni romanzi di Nabokov ci sono 20-30 pagine di riflessione su un dolore, a volte. Invece in questo romanzo Olga si vede in alcuni atteggiamenti e tutto accade per via naturale, come se il fatto che avesse perso i genitori poi questa perdita venisse in un modo o nell'altro compensata È dalla stata. vita, compensata Esatto, dalla fortuna. Ecco, è come se lo spirito dei genitori comunque la investisse, la consolasse in un certo modo, esatto. perché alla fine lei non avrà una vita grandiosa se non per l'ultimo tratto in cui, senza spoilerare troppo, comunque si occuperà di questi bambini e altro. Però ecco, Olga, a parer mio, è un personaggio bello nella letteratura, è un personaggio che mancava, perché io nel romanzo, come tu hai visto, Lucia, ho citato tanta letteratura che ha a che fare con le biblioteche. C'è una pagina dove appunto, perché io anche nelle interviste ho citato gli scrittori, però loro Infatti vogliono... ci sono un sacco di consigli di lettura nel Sì, tuo romanzo. sì, infatti ne stanno parlando anche le ragazze che stanno Ce n'è commentando il libro. tantissimi, ce n'è tanti. Alcuni io ad esempio ammetto non li ho letti, ecco, cioè c'è veramente dal tuo Sì, romanzo si può prendere spunto e leggere tantissime cose. no, in realtà io non ho citato tanti libri perché se pensiamo che i ragazzi che fanno lettere di questi libri ne leggono a iosa, quindi ne manca un libro di un lettore medio. Però, insomma, mh, quello che mi è piaciuto è che io di tutta questa letteratura, perché il piano era veramente premeditato. Quando mi dicono da quanti anni, ma è chiaro, per fare un piano simile che ha a che fare con la letteratura c'è una premeditazione. Perché nel caso di un romanzo di cronaca, i romanzi di cronaca prendono le notizie dai blog, dai siti, dai giornali, da dove volete e scrivono e montano il romanzo. In questo caso, che è un romanzo veramente letterario, accademico, questo è un genere del campus novel, cioè del romanzo propriamente accademico, però non parla di accademie, parla di biblioteche e di libri, ma più che altro parla di questa biblioteca fantastica. Ora, il mio intento era sentirmi orgogliosa nel momento in cui, ecco, io ho elencato questi libri, ma nessuno ha veramente caratterizzato la vita di una bibliotecaria che in un modo o nell'altro si installasse nella letteratura. Quindi in un certo qual modo io sono felice di questo romanzo e credo sia un romanzo utile. Io credo nell'utilità di questo romanzo, perché ecco, ci sono tanti romanzi che finiscono alla fine per essere delle strategie. Eh, in quell'identità, ecco, riferendoci al fatto che io non scelgo il teatro, quindi non scelgo la maschera, ma scelgo il segno, quindi in un modo o nell'altro spero che sia letteratura, scelgo la letteratura. Ecco, io credo sia un romanzo veramente utile questo, un romanzo da citare. Allora, noi dobbiamo fare una riflessione letteraria. Eh,
La grande letteratura cita le biblioteche di striscio. E la maggior parte, solo alcuni, ecco, in Umberto Eco c'è veramente il riferimento alla biblioteca, così come in Borges con la biblioteca di Babele. Però i restanti citano le biblioteche di striscio, non affrontano veramente la biblioteca. Se io avessi voluto affrontare un romanzo contemporaneo più moderno, magari in futuro lo farò, avrei dovuto parlare della situazione delle biblioteche oggi, di come vengono, di come sono in contatto con i comuni, con gli assessori, come vengono istituzionalizzate. Si perdeva, era più un romanzo realistico, ma si perdeva quello che era in me l'incanto. Io ho Certo. voluto scrivere un romanzo incantevole, un romanzo. Anche perché nella biblioteca che tu descrivi c'è anche l'arte, perché ci sono anche dei quadri, ci sono delle sale, Sì, è un luogo da visitare, da avere voglia di visitare. E questa è sì, la bellezza, nel senso che dovrebbe essere così, cioè avere voglia di entrare in biblioteca per poter respirare la cultura e per, come dire, respirare bellezza, riempirti gli occhi, perché poi la biblioteca dovrebbe essere quello. sì, in definitiva le biblioteche di oggi, sai come sono, la maggior parte delle biblioteche che io ho visitato sono biblioteche su un piano dove ci sono tutti questi libri, ma non sono quelle biblioteche proprio storiche e antiche, che invece si trovano da altre parti, spesso associate a monasteri, gruppi religiosi. Ecco, la biblioteca di Itac potrebbe associarsi a, per esempio, a una biblioteca di Venezia, comunque sono quelle antiche biblioteche, per esempio anche la biblioteca di Siena, però ha perso la sua antichità vera. Il suo incanto, il suo misticismo. Io sono stata, questo non per dire la saga di Harry Potter, ma io sono stata a Durham. Sono stata a Durham, che è ancora patrimonio dell'UNESCO, e in quella biblioteca io ho iniziato a partorire il concetto della biblioteca di Ithac, perché è una biblioteca che ha delle scale di legno, legno lavorato, ha degli arazzi spettacolari ed è una delle biblioteche più belle che ho visitato veramente nel corso della mia vita. Si dice che effettivamente gli accademici, i critici parlano di Francesco Orlando nel momento in cui si fa riferimento, Francesco Orlando che poi ho letto un libro sulla riflessione letteraria, in un certo qual modo associabile anche all'arte. Il fatto è questo che lui considera che la letteratura venga a un certo tipo di repressione, quindi poi di sublimazione freudiana. Se vogliamo parlare di questo aspetto, io ho applicato la repressione nel senso che è mio desiderio visitare delle grosse biblioteche, è una cosa che io desidero tanto. E non Infatti si avendo. sente comunque nel Sì, romanzo quanto a te piaccia, perché credo che comunque ogni scrittore poi nel romanzo inserisca un po' di sé. Quindi si sente quanto tu ami la letteratura, quanto tu ami le biblioteche. E posso dirti anche questo, io all'inizio, leggendolo, pensavo fosse un romanzo quasi nell'Ottocento, perché per come ci sono delle descrizioni sembra quasi di stare nell'Ottocento, in realtà poi è attuale, sì. però tu hai portato indietro, no? È un po' come se avessi portato indietro le lancette Il, dell'orologio, il tentativo perché era c'è proprio questa quello. fontana dove loro si incontrano e io lì subito ho avuto proprio, come dire, un'immagine, ho pensato una fontana di Palermo, non so perché, non ti so dire per quale recondita ragione, però io quando c'è questa descrizione della fontana ho pensato a una fontana di Palermo e ho pensato a un personaggio dell'Ottocento, perché ci sono proprio queste descrizioni, soprattutto all'inizio, che sembrano di personaggi antichi.
Allora, Ecco. non parliamo di Palermo della Sicilia perché se no ci sono persone come Stefania Auci e altre scrittrici che potrebbero dire sono io la regina. No, non stiamo No, rubando il però, posto a nessuno, per no, carità. assolutamente, per carità di Assolutamente. Dio. A Però in parte che se quella io... situazione lì, Allora, sono, cioè io ho affrontiamo il proprio discorso. avuto Allora, io... davanti quella Sì, fontana, io ecco, mi cioè ho sento pensato, isolana, però la tradizione che io avverto è quella di Grazia Deledda, molto, perché essendo nata la Maddalena io ce l'ho proprio nel sangue. Comunque non è uno scherzo nascere in un posto particolare, perché io lo sento delle energie dentro, quindi sento la riconoscibilità identitaria. Ora, il punto è questo, il fondamentale del romanzo è innestare quella che era la tradizione novecentesca e metterla nei giorni d'oggi. Auerbach parla di Virginia Woolf in Mimesis e Nabokov parla in lezioni di letteratura della Austen. Mazzoni parla di Virginia Woolf nel romanzo Teoria del romanzo. Ecco, io credo che la riflessione sugli altri secoli, proprio come un paradigma, un processo letterario, in me doveva avvenire, perché io non sono drastica nelle posizioni, non mi piaceva essere drastica anche per una lungimiranza. Allora, se io dovessi scrivere 10 romanzi, è chiaro che dal mio interno era naturale come processo letterario fare questo discorso con un po' di maglia, sai, di l'uncinetto, questi discorsi fatti come il ricamo con gli antichi. Con le antiche, perché la loro anima esiste. È come se io domani, dopo aver scritto questi 10 romanzi e aver lasciato la mia anima in modo serio, perché stiamo parlando di cose serie, io mi ritengo una persona seria, non una maschera. Quindi nel momento in cui tu hai questo destino, è chiaro che il primo romanzo non poteva essere da parte mia un esploit di contemporaneità, ma è stato un incontro tra quello che era la biblioteca come luogo del realismo magico, ma anche come luogo della letteratura fino ad ora, e simbolismo della letteratura di altri secoli e il contemporaneo. Quindi Itac è questo luogo, è il luogo della letteratura, è il luogo dell'anima, è il simbolo della letteratura. E Olga è questo simbolo tra contemporaneo, tra forzatura del contemporaneo e in un modo o nell'altro dell'antico. Però è tutta una vicenda che comunque è contemporaneissima perché poi ci certo. sono le influencer, poi c'è la moda, perché Certo, Ellen che certo. poi No, prenderà ma il poi posto di Olga. sono argomenti attuali Sì. comunque, ecco. No, Ma era solo che il gioco del hai contesto, del giocato, luogo, ecco, hai sì, giocato è con... appunto è una provocazione bella e buona, è una provocazione che mi pareva interessante fare anche per un contesto accademico, mi pareva molto interessante. E mi pareva anche interessante fare per un discorso critico. Io tendo a creare dei paradigmi quando faccio delle opere letterarie. Allora, per esempio, io con Scritto d'autunno ho caratterizzato gli ambienti, quindi le stagioni, così come le stagioni dell'anima. Con Corsivo ho caratterizzato quello che è tutta una situazione che ha a che fare, secondo me, anche con i giochi di destini, dei cognomi e nomi. Noi siamo inseriti in un gioco assurdo per cui i cognomi vengono a diventare destini, i destini vengono a diventare nomi, non ne certo. siamo nemmeno pienamente coscienti. E poi mi sto facendo sempre da dentro questa linea perché effettivamente ciò che scrivo in un certo qual modo diventa parte di me. I personaggi sono parte di me. Quindi questo secondo me è una perturbazione di di tutti gli scrittori Certo. veramente di fatto. Questo romanzo Origami è veramente un sogno. L'avrei potuto scrivere come da un sogno di Olga, però poi è un sogno che si verifica, è un sogno che ha fondamento sociale, perché comunque
Tokyo, Parigi, questi bambini dell'orfanotrofio di Ithac che sono vittime del terrorismo, il tumore, problemi di conversione, problemi di natura sociale, il discorso sui generi, l'amore in tutte le sue forme, tutto questo tipo di universo, tutto questo tipo di cosmologia dentro e fuori questa biblioteca che è il residuo degli antichi, è proprio la radice della letteratura, della riflessione letteraria. Quindi in un certo qual modo io offro un romanzo che ha a che fare col campus novel, però, ripeto, non è propriamente un campus novel perché non è un romanzo ambientato nelle accademie. Non è un romanzo che parla come Stoner, che parla di accademici o di universitari. Ehm, il punto del romanzo è sempre stato quello di descrivere, da qualche secolo a questa parte, di descrivere la vita di personaggi qualunque e di dare loro un immenso potere, una personalità. La riflessione di Origami è anche sulla natura del romanzo, su come si possa scrivere un romanzo, perché è un romanzo atipico, è in 16 capitoli, ma ha come la funzionalità di un racconto immenso, quindi è capace di descrivere dei dettagli che diventano importanti e di tralasciarne molti, di lasciare veramente tante scene. E in questo segue il flusso libero, chiaramente, il flusso libero di matrice, come sappiamo, derivabile da Virginia Woolf, ma anche un flusso libero moderno. Io tenderò a riprendere un po' di questa tecnica nei prossimi romanzi e di non farlo totalmente di non utilizzare totalmente il flusso libero, però è una forma di flusso libero. Io ritengo sinceramente di aver dato qualcosa di profondamente importante dal punto di vista letterario. Dal punto di vista letterario significa che un qualcosa deve essere normalmente citato nel corso della letteratura. Per esempio, io con Scritto d'autunno molti ancora fanno riferimento a quel libro, ecco perché è diventato letteratura, perché è diventato esigenza, esigenza fare riferimento a questo tipo di discorso. Così come accade anche nelle citazioni accademiche, così come accade anche nei saggi. Ecco, io credo di aver fornito un romanzo che è degno di essere citato da voci accademiche e non. Questa era la mia cura, la mia attenzione. E, Però è successo comunque perché è stato comunque presentato tra il 74, Ma la quindi presentazione al premio Strega è più una cosa che non riguarda propriamente ambiti accademici, perché vediamo che adesso ci stanno addirittura ingegneri, persone che non hanno niente a che fare con la però, letteratura. però voglio dire, cioè, giustamente, cioè, come mi diceva qualcuno ieri sera, che io ad esempio non sapevo, cioè sono 5.000 romanzi che sono stati pubblicati in un anno, quindi comunque citare e proporre vuol dire comunque che è comunque la tua opera prima questa, per cui Sì, ma la mia opera prima, ma io insomma, ho tanto lavorato in passato anche per altre opere certo. prime. Ho letto anche altre opere prime che non avevano niente di degno dal punto di vista accademico, niente. Erano dei puri sfoghi della repressione. Io invece ritengo, e non voglio peccare di presunzione, no, proprio dal punto di vista oggettivo, come spiegare, veramente oggettivamente, ritengo che questo romanzo sia degno di una critica proprio dal punto di vista accademico. La critica accademica, insomma, si vede anche negli anni, non si vede dal percorso di una posizione all'interno di un contesto, di un concorso, di un premio, anche perché ci sono altri premi che potrebbero investirmi, quindi non mi faccio di questi problemi.
la prospettiva che io vedo per il romanzo è che è un romanzo che ha una incisività accademica, che è iscrivibile in un quadro critico, in un quadro di derivazione importante, sia per la tematica sia per il contesto. Sì, altri romanzi difficilmente sono collocabili dal punto di vista proprio critico. Invece io credo nella collocabilità del romanzo, sì, sia per le riflessioni, sia per il quadro in cui è scritto. Allora, per esempio, i grandi giallisti, chi scrive i gialli o chi scrive altre formule del romanzo, cominciano già dalla popolarità, quindi non è necessaria la riflessione critica. Nel mio caso, invece, partendo io comunque da una radice puramente letteraria, essendo il mio contesto strettamente letterario, è chiaro che doveva Certo. prendere quella spinta, è chiaro che doveva prendere quel contesto. Non potevo già partire con la popolarità, con la grossa popolarità. Quindi sì, questa è una mia prospettiva e vedremo nei prossimi anni cosa succederà. Io invece ritengo che i prossimi romanzi che parleranno delle biblioteche necessariamente faranno riferimento al mio, perché io sono solo all'inizio della discussione del romanzo, però è chiaro che il romanzo è entrato nelle menti, è entrato nella collettività. Quindi il punto è proprio quello della tradizione, è già diventato tradizione, anche se è uscito da pochi mesi. E questo è il fine di un romanzo. Il fine di un romanzo è entrare nella tradizione e attivare un contesto di riflessione. Certo, certo. Cosa ti è rimasto di questo romanzo, di questo viaggio? Perché Mm, questo è un viaggio. Io l'ho visto proprio come un viaggio. Perché eh, essendoci ogni personaggio che c'è ha una peculiarità, ha una caratteristica e tu li hai caratterizzati i personaggi, hanno un qualcosa di particolare. Quindi hai dovuto trasmettere un qualcosa a loro su carta e quindi hai dato qualcosa. Per cui cosa ti è poi tornato da questo viaggio? Eh, ti dirò una sensibilità. Il fatto è questo, che quello che mi ritorna viene dai lettori e dalle lettrici. Quello che noi vediamo sui social è solo la punta dell'iceberg. Però sensibilmente tante persone mi stanno contattando e mi stanno dicendo veramente grazie, grazie perché è un romanzo che mi ha fatto riflettere sulla natura degli uomini, perché è un romanzo perspicace, straordinario, perché è un romanzo pervasivo. Molti mi hanno detto che hanno letto tanti romanzi che però nella scrittura convenzionale che va utilizzata, perché altrimenti non si vende, nella scrittura convenzionale si ingigantisce l'aspetto del lessico, della chiarezza dei pensieri, si ingigantisce un aspetto che fa perdere potenza invece a un'emanazione più intensa del pensiero. E molti mi hanno detto che hanno ritrovato una grossa intensità, una grossa passionalità nella mia penna, nel mio stile di scrittura e hanno ritrovato delle contraddizioni e degli sdoppiamenti che sentivano propri. Quello che mi ritorna è l'amore dei lettori e anche la presenza in un modo o nell'altro nella mia vita. Io ho scritto qualcosa per i personaggi però non ritornano da me, tornano i lettori. E vedo che si inseriscono sensibilmente nella vita. Io sono solo all'inizio, ma
mi accorgo che il bene che ti vogliono i lettori è un qualcosa che finisce per diventare tua vita, per diventare veramente parte di te. E in quello sì c'è l'emanazione della scrittura, dello scrittore. Il fatto che loro tengono accanto questo libro, Origami, e pensano alla sensibilità, alla dolcezza che viene dal progetto, alla bellezza dello stile per come è scritto, che loro ritengono bello. Quindi sì, mi ritorna questo, mi ritorna la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono da tramandare e che possa essere anche in un modo o nell'altro paradigma di qualcosa di meglio anche per altre dimensioni. Non lo so, parleremo di una riscrittura per il teatro o comunque pensiamo spesso a dei cortometraggi, vedremo. Ma comunque il futuro attuerà delle strategie serie sul ritorno della scrittura. Ecco, la scrittura ritorna in tanti modi. La scrittura ritorna con l'emanazione in altre formule, quindi ritornerà sicuramente con il teatro, ritornerà sicuramente con il cinema. Vedremo poi col tempo come applicare bene questa parafrasi del testo, di confinare questa emanazione del testo. Eh, Io ti stiamo chiedo, lavorando per questo. no, io ti chiedevo cosa ti è tornato da questo romanzo, perché il personaggio di Olga è comunque un personaggio molto complesso, ha molte sfaccettature e siccome quando noi parliamo con gli scrittori o le scrittrici dicono che comunque poi i personaggi arrivano ad un certo punto che predominano, no? Cioè che sono loro che poi ti accompagnano a descriverli in un modo piuttosto che in un altro. E appunto Olga, avendo così tante sfaccettature, allora mi chiedevo, cioè mi sono chiesta leggendo come ti è arrivata e poi come si è trasformata, perché cioè lei e tanti personaggi poi messi insieme. E allora è lì che mi sono chiesta come ti è tornata e Allora, se ne senti la mancanza, ecco, se ne senti la mancanza perché sì, comunque un personaggio tu guardi, io non so famoso. perché, però tu guardi nel mio cuore, io non so per quale ragione è capitato questo. Allora, io sento che tu guardi nel mio cuore. Allora, io sto scrivendo il nuovo romanzo da molti mesi, però l'ho detto solo alla fine. Nel nuovo romanzo non è ritornata Olga, anche se io desideravo che tornasse, però io già stavo scrivendo il secondo romanzo, già da quando è uscito, da dicembre, ottobre, novembre, io già stavo scrivendo questo romanzo. Però scrivendo gli altri personaggi e la trama, mi aspettavo che accadesse qualcosa o che Olga fosse richiamata in un certo modo. Ecco, non solo in Vanni, ma anche in Nabokov, ma anche in tutti gli scrittori, i personaggi ricompaiono proprio nel corso della narrativa. Io credo che Olga tenderà a ricomparire molto in là, perché deve svilupparsi come si sviluppa la parola. Perché tu hai letto nel mio cuore, io quando sto scrivendo questo romanzo mi manca un po' Olga, mi manca, però No, è un anche romanzo. perché cioè, io quando tu dici lei si guarda allo specchio, lei si guarda allo specchio e c'è Emilio, ehm, cioè tutti noi sviluppiamo queste ombre, tutti noi le abbiamo in certi periodi della vita, inevitabilmente, no? Perché c'è questa parte di noi, no? Che comunque la teniamo nascosta, ma poi esce fuori perché abbiamo bisogno che esca fuori. E quindi è lì che leggendo ho detto la fatica anche di scrivere di quel personaggio, perché cioè, Sì, uno quando scrive
non è che scrive così, cioè Ma per scrivere... infatti Olga è rimasto ormai nella storia, veramente è rimasto nella storia. Non è rimasto per ora nel secondo romanzo, non c'è Olga, veramente sono distante molto. Il secondo romanzo è veramente totalmente diverso. Però credo che Olga possa in un certo modo ricomparire poi in futuro segretamente. Proprio come Nabokov, Nabokov anche fa ricomparire i personaggi. Io ho messo tante possibilità in questo romanzo, tanti, veramente tante coppie, tante osservazioni, tante anche ossessioni. Quindi il romanzo è un'apertura alla ricomparsa proprio del personaggio, però ti faccio anche questo piccolo spoiler, non ricompare per niente nel secondo romanzo, poi in futuro chissà se avremo occasione di parlare del secondo romanzo, però Certo, non ricompare per niente. noi ti aspettiamo naturalmente. Sì, e in questo c'è anche la bellezza, sì, di questa di questa opera prima perché è così fortemente caratterizzante, il personaggio è così densa, alle volte per esempio anche Nabokov, Nabokov scrive Maria. Tra i primi romanzi che lui scrive, ma i primi romanzi sono passati inosservati. Quindi stiamo parlando di uno scrittore che comunque ha scritto già in modo maturo, lui all'inizio scriveva con un pseudonimo, non scriveva nemmeno con il suo nome, e tuttavia il suo primo romanzo non fu un grande successo, non si parla di successi, anche lui è partito piano piano, fin tanto che con Lolita ha scritto un'opera immensa. Sì. È chiaro, io pure il mio presupposto era appunto quello di partire e andare a benzina, come si dice oggi, proprio non è, è attualissima questa espressione, e andare a diesel e quindi andare piano e partire, far partire questa mia macchinina interiore eh, piano. Non è detto che le opere prime debbano essere un successo dei grandi scrittori, anzi, a volte le opere prime sono state veramente il primo passo per il modo per prendersi più autentico possibile il campo. Quindi io veramente rifletterei su questi grossi esploit che fanno alle opere prime, per esempio. Io non sono per niente d'accordo, ma nessuno scrittore di senno sarebbe d'accordo, perché c'è sempre come una puzza di losco. Il successo non arriva per sacrificio. C'è una verità storica nella sottomissione dell'artista. Però se uno scrittore o una scrittrice scrive un qualcosa che c'è, è comunque giusto però dirlo, secondo me. Cioè, perché se c'è come dire, il romanzo c'è e quando tu lo leggi, io parlo da lettrice sempre, quando tu lo leggi, quel romanzo ti lascia comunque qualcosa, quando tu lo chiudi e comunque lo guardi e poi i personaggi comunque maturano e sedimentano dentro di te, vuol dire che comunque qualcosa in quel romanzo c'è. Io ti ringrazio. Io lo dico semplicemente da Sì, lettrice, ecco, ripeto, non l'aspetto, da critica, però cioè, sì, se, allora, Olga è rimasta, sì, ma sì, non sì, solo lei, anche la biblioteca, ripeto, ci sono dei sì. momenti che io li ho immaginati, cioè li ho visti, quindi il romanzo c'è. Io, mh, questo è quello che mi sento di dirti, ecco. Io ti ringrazio per questa familiarità. Il punto, ecco, di cui parlavamo del cambio di paradigma è questo. Oggi, quindi, nel momento in cui non si preferisce utilizzare lo strumento poetico, quindi abbiamo visto che i poeti non sono stati utilizzati, e quindi vince da quasi 10 anni il rapporto della critica con la società. Quindi la critica presuppone di non utilizzare discorsi intorno ai massimi sistemi, di
colpevolizzare talvolta il poeta per la sua sensibilità. La critica presuppone uno sguardo più ampio, più tempestivo, più sprezzante, più tagliente, più corrosivo. In questo ambiente è probabilmente meno emotivo, meno nostalgico, meno familiare, è importante per me incidere, ma più che altro per avere possibilità maggiori per il secondo romanzo, quindi anche Ah, anche per esprimere la mia penna con i giornali. Quindi sì, in questo contesto che è differente da quello di Nabokov, veramente differente perché Nabokov ha iniziato a scrivere per delle riviste che non venivano molto lette, poi è finito per pubblicare a puntate addirittura su The New Yorker, che oggi sarebbero, ad esempio, non c'è una grande rivista come The New Yorker in Italia, però sarebbero le riviste online, ma nemmeno perché non si può definire una rivista online a quel livello, a quel livello certo. di pensiero. In Italia non esiste una rivista simile. Esistono per esempio delle riviste come l'Indice o esistono delle riviste in cui ogni recensore a modo suo, per conoscenza o mediante gli agenti, dice la sua su quel libro. Però le grandi riviste come The New Yorker o le riviste intellettuali che investono anche la politica e la critica, dove effettivamente far uscire un romanzo a puntate non esiste più. Ma è chiaro che nel mio caso, se io non incido, se io non dovessi incidere sensibilmente coi premi, cosa che io mi auspico nel contesto sempre critico, quindi che nel contesto critico si applica la riflessione critica, l'utilità del romanzo a livello critico e non più il ruolo del poeta. Quindi se io devo essere contestualizzata dal punto di vista critico, il mio romanzo deve essere valutato come buono, come utile per una riflessione accademica, va bene, ci sta nel contesto, ci sta. Il fatto è appunto questo, le prospettive devono essere necessariamente queste, perché non esistono più, e non esiste in Italia, altro modo serio per affiancare uno scrittore e per dargli anche respiro. Ecco, Nabokov lui ha pubblicato diversi romanzi di maturità in puntate su queste grandi riviste. Ma ad oggi non viene fatto un discorso simile. Ad oggi la pubblicazione su alcune riviste italiane, ma se ne contano sulle dita di una mano, saranno 4 o 5, avviene addirittura dopo la pubblicazione del romanzo. Non c'è più proprio l'accompagnamento dello scrittore nella maturazione del suo processo. Talvolta nei giornali venivano utilizzate dei percorsi a puntate, quindi venivano date delle opportunità per gli scrittori di scrivere un pezzo del loro prossimo romanzo a puntate e questo faceva in modo che c'era accanimento, ma faceva in modo in cui si investiva e si usava lo scrittore per la società. Lo scrittore, come il poeta, deve essere utile, deve servire. Non è che io mando due persone perché devono essere la maschera di un altro, ma che è? Cioè, noi non ci occupiamo due persone, tre persone, quattro persone, cinque, sei, dieci. Non è che io mando avanti delle persone perché devono essere la maschera di altre personalità. Questa è un'assurdità che ha a che fare con qualcosa che non è concepibile per nessun intellettuale. Il discorso che si faceva invece autentico per quanto riguarda l'accompagnamento dei veri scrittori era appunto quello di pubblicare in puntate le fasi di un romanzo. Perché? Perché uno si poteva dare adito alla competitività. Quindi tu vedi la parte del romanzo che sta uscendo e tu già riesci a capire sensibilmente cosa sta accadendo, qual è il paradigma. Allora escono i grandi romanzi, allora di fianco a Lolita poteva uscire il dottor Zivago, allora di fianco a Virginia Woolf potevano uscire tanti altri romanzi, allora escono i Nobel. Ma no che tu mi... come va oggi la questione del futuro dello scrittore, dell'investitura dello scrittore? È poca cosa, perché alla fine le riviste ruotano intorno agli scrittori delle riviste, che loro stessi non parlano del romanzo che sta uscendo se non pochi mesi prima, perché
è tutto improntato a una logica a ribasso. È chiaro, certo. tutto è Eh, improntato a una logica a e ribasso. son cambiate le situazioni, credo. Sono Sono cambiate le situazioni, situazioni, le esigenze, sono cambiati credo che ci siano gli interessi. sì, Prima c'era un esigenze interesse. editoriali di vendita, credo che ci sia anche questo. Volevo leggerti un commento di Mirko Giachetti, che anche lui è uno Sì, scrittore, ci perché io non segue riesco a sempre. leggere. Dice critica, oggi è un po' inesistente. Oggi non c'è un punto di riferimento per la cultura. Ed è Non c'è, spiego meglio. I grandi intellettuali del Novecento sono stati anche intellettuali che hanno avuto a che fare col sociale e con la filosofia. Quindi, ad esempio, nella riflessione della pandemia, secondo me si dovevano muovere gli intellettuali. Nella riflessione della guerra si dovevano muovere gli intellettuali, il pensiero. Allora, il poeta, lo scrittore deve essere utile. Utile significa che deve muovere una riflessione sulle cose della società. Allora, noi vediamo, ripeto, Pasolini come un intellettuale a tutto tondo, ma solo perché lui affrontava discorsi su più campi con sì, una certo. certa libertà di pensiero. Ma quello non deve essere, secondo me, un ricordo nostalgico, ma deve essere paradigma di verità, paradigma di normalità. I grandi pensatori, Umberto Eco, che ne so, a me piace ad esempio Calimberti, o i pensatori trasversali, le persone che hanno riflettuto obliquamente su più discorsi, su più campi, secondo me è necessario che entrino in moto nella società. Ma se oggi, ripeto, si utilizza lo scrittore come maschera di altre dimensioni che hanno a che fare con giochi di personalità, di strategie e altre, credo che siamo alla frutta. E questo lo dimostra la guerra e questo lo dimostrano altri fatti. Io che cosa posso fare come scrittrice? Io posso rinnovare, non vi conosco, comunque chiedetemi quello che volete. Io posso rinnovare il pubblico, i lettori, ad essere sensibilizzati sul fatto che la vera scrittura e la vera letteratura muove gli animi. C'è qualcosa di cosmico nello scrittore. Certo. C'è qualcosa che ha a che fare col divino. Se tu lo lasci a casa il poeta, se tu agli scrittori non dai uno spazio di una riflessione, una rivista intellettuale seria, una riflessione critica, predominante, ma fatta da persone che veramente ti ispirano fiducia e danno fiducia per il loro modo di pensare, e invece dai attenzione allo sporco, a quello che è il crimine dell'uomo, in un certo qual modo, avere a che fare con la sporcizia, con la bruttezza, col doppio senso, con i giochi, tutto questo ambiente, tutto questo perdere la regalità dell'uomo, è chiaro che rende tutta una maschera. Tutta la riflessione sociale diventerà teatro. Questo è l'epilogo che ci investirà nei prossimi anni, come stanno le cose. Se non nasce una riflessione sincera, una presa di posizione di fatto. Ma Certo. chiaramente il tutto funziona male in tal senso perché per esempio in Italia dovrebbe esserci una rivista che pubblica scrittori a puntate con una grande leggibilità. Secondo me questa è una cosa giusta. Che pubblica scrittori a puntate, ma non sui racconti che loro hanno strategicamente già pronti o magari devono finire sulle antologie, ma proprio sui libri che devono uscire. Loro devono pubblicare i libri a puntate, perché io che sono scrittrice voglio sapere tra 2 anni tu che cosa pubblichi. Perché io adesso sto scrivendo un romanzo, ma io non so se il mio romanzo sia attaccato a te. Non riesco a capire le mie dimensioni, non riesco a capire le mie relazioni. E poi è di fatto che in una società democratica esista una rivista che pubblica periodicamente gli scritti degli scrittori dei loro libri che devono uscire, perché questo dà chiarezza.
perché questo dà pulizia, perché questo dà la formazione delle menti della classe dominante, perché gli scrittori devono formare la classe dominante. Ma se tu mandi e formi, tu, persona di un'estrema intelligenza, di un'estrema cultura, che fa informazione da anni e parli con i maggiori intellettuali del secolo, e sei dotata di una dotato e dotata di una grande propensione anche alla sensibilità, e mandi una classe di scrittori a formare una classe dirigente di scrittura che ha a che fare con una maschera, a parer mio, perché si tratta anche di maschere, allora la riflessione si fa seria. Allora io, da scrittrice, voglio sapere gli altri scrittori cosa hanno in porto per gli anni che vengono. Al tempo di Nabokov, ripeto, uscivano i romanzi a puntate, quindi tu già ti potevi prefigurare lo stile, ti potevi prefigurare che cosa accadeva, vicino a chi ti dovevi sentire una corrente rispetto a un'altra, ma anche perché questo proponeva la riflessione critica. Il fatto che tu sapevi che cosa usciva tra 2 anni, tra 3 anni, che cosa c'era nel cassetto, ti dava la possibilità di riflettere consapevolmente su quello che accadeva in letteratura, perché la letteratura è la riflessione della società. Ma se questa dimensione di fatto non esiste, vuol dire che siamo alla deriva dei potenti, vuol dire che l'anno prossimo escono, perdonami, 4 libri a cazzo, e allora un potente di turno che decide un premio rispetto che un altro decide come andrà. Questo non è letteratura, così non si crea un quadro di riflessione della letteratura dominante. Il quadro di riflessione si crea a partire riviste, dalle riviste di riflessione. Quindi io credo nelle riviste che non debbano pubblicare i racconti. Io non credo nei racconti, perché i racconti non hanno niente a che fare con i romanzi. Io credo nelle riviste che pubblicano i pezzi dei romanzi. Quindi anche, io credo anche nelle case editrici che danno la libertà allo scrittore di pubblicare un pezzo del romanzo, perché non è chiaro che la casa editrice, dal momento in cui si prende il romanzo è top secret, non bisogna parlarne, perché così tu chiudi la riflessione. Perché così gli intellettuali, i filosofi, i sociologi che vogliono sapere che cosa sta accadendo, sono chiusi dietro ai giochi dei potenti. E non è chiaro questo. Ci devono essere, secondo me, delle riviste che periodicamente pubblicano i pezzi dei libri nuovi di uscita, perché gli scrittori già sanno che cosa devono pubblicare tra 2 anni, tra 3 anni. Allora fate uscire i pezzi e fatemi vedere voi che state facendo rispetto a quello che sto facendo io. Se io sono meglio o peggio di voi, se io sono più brava, ma questo nella scienza avviene. Parliamoci chiaro. Io vengo da un processo scientifico. La scoperta del DNA è stata fatta su più punti dell'umanità e questo lo sanno, basta vedere la pagina dei premi Nobel e si sa come funziona la scienza. Chi lavora in laboratorio lavora a dei processi per 6 mesi, 7 mesi, dopodiché deve pubblicare. L'attenzione della rivista scientifica è pubblicare, però la rivista scientifica pubblica dati di quel laboratorio. E le riviste sono in contesa continua a chi scopre prima cose, è chiaro. Ma se le riviste letterarie ti fanno uscire riflessioni su libri già scritti, riflessioni su libri di quel circuito, di quel potente che non hanno niente a che fare col futuro, dimmi tu cosa costruisco? Costruisco su libri già usciti che magari hanno già vinto per mezzo del circuito di potere. Io credo che la ricerca deve essere anche una ricerca sul linguaggio, deve essere anche una ricerca di menti. Allora, tu, come la scienza, così come le accademie, pubblicatemi una rivista che pubblica gli scrittori, i pezzi dei libri che stanno per uscire, tra 2 anni, tra 3 anni e tra 4 anni. Perché Però è guarda, giusto. la riflessione che il commento di Mirko dice, sono d'accordo con te, ma oggi la letteratura muove più le vendite e l'economia della vanità. Inoltre abbiamo alcuni scrittori che iniziano un anno prima a fare hype sul loro futuro. Guarda, io penso che la riflessione mia sia questa. Se esiste una grossa rivista, la grossa rivista deve pubblicare periodicamente dei pezzi dei romanzi che stanno uscendo, come Nabokov faceva a puntate.
Ci deve essere una rivista che mi pubblica gli scrittori a puntate. Che ne sono? Sceglie 7 scrittori? 7 scrittori, ma devono essere i romanzi a puntate. I romanzi veri che usciranno per Mondadori, per Einaudi, per Feltrinelli, non devono essere i raccontini, non devono essere le prese in giro, perché quella non è ricerca. Quella non è certo, di fatto ricerca. Ricerca si fa su un qualcosa che corrode, su un qualcosa che ti preme, su un'urgenza. La ricerca scientifica per i recettori, per le malattie, si fa con la grossa competitività a chi fa la scoperta del secolo per salvare le anime, per salvare le persone, per risolvere cose urgenti. Anche la letteratura è qualcosa di profondamente urgente, perché ha a che fare certo. con il pensiero. Se voi mi fate il palliativo del raccontino, lo scrittore ha scritto quel raccontino, è tutto un, um, un fare di circolo, un parlarsi indietro, quando poi questi che cosa ha, il vostro scopo qual è? Che i Nobel adesso stanno facendo il Nobel persone sconosciute. Qual è il vostro scopo? Accumulare quante più pubblicazioni in una rivista. Ma la rivista che senso ha se voi di quello scrittore mi pubblicate un racconto? Quindi io non so lui che prospettive ha tra 2 o 3 anni, tra 2 anni, tra un anno. Che rivista, che senso ha una rivista del genere? Che senso ha una rivista del Per genere? chi scrive sicuramente c'è bisogno di avere, come dire, delle figure di riferimento. Ma le figure di riferimento non bisogna che diano i racconti o le Certo, riflessioni critiche, c'è bisogno di uno spazio anche dove loro mi dicono cosa stanno pubblicando, dove loro mi dicono cosa scriveranno tra 2 o 3 anni, perché il fatto che questo spazio non esista crea anche discussioni tra gli scrittori, emergenti e non. Perché se tu mi dici che tu stai scrivendo quello e vuoi fare quello, io magari dal punto mio ti rispetto e cambio. Se tu, a questo serve che gli scrittori pubblichino in puntate, alla competizione, alla chiarezza, alla riflessione sociale, serve a tutto. Io credo nel fatto che gli scrittori debbano pubblicare romanzi a puntate. Io credo molto in certo. questo. È un'idea mia che prendo da Nabokov, ma è un'idea di narrazione attuabile, perché no? Attuabile, che darebbe anche molta più diplomazia all'interno di questi concorsi, all'interno. È impensabile che un concorso venga deciso da una persona che fa delle allusioni mangiando a tavola con un altro. È impensabile che esistano giochi simili. Si sono sempre fatti nella storia, ma è impensabile che avvengano tramite delle fotografie di Instagram o tramite il potere. È più pensabile che una competizione venga fatta su base proprio di stile, di bravura. Se sei più Certo. bravo o meno bravo. Allora, quello non è più un gioco di un editor, perché Nabokov non teneva l'editor che ci scriveva il romanzo. Ma sono giochi impensabili. Nabokov si metteva, scriveva e gli mandava il libro a The New Yorker. Ma sono cose impensabili, ma pure per me è impensabile, non esiste una cosa del genere. L'editor ti può modificare anche la figura dell'editor, può essere importante perché è una figura professionale, però iscrivibile sempre in un campo di competizione pulita, chiara, mm, insomma, adeguata alle circostanze di pensiero, Certo. messa al dialogo dei maggiori pensatori. Questo sì è importante. Io mi propongo di essere una scrittrice di questo genere e se mi chiedessero di pubblicare dei pezzi dal nuovo romanzo, io non mi tirerei indietro. Ma per quale ragione? Perché io sto pubblicando un romanzo per l'umanità, per i lettori, è chiaro che io posso dare in anteprima dei pezzi del mio nuovo romanzo. Non ci stanno problemi. Cioè, non è che io sono geloso verso un'opera letteraria o comunque quell'opera letteraria, essendo che mi deve far vivere, quindi io sono attaccata, sono legata. No, secondo me il contesto di Nabokov su The New Yorker è un contesto esatto, un contesto giusto. E mi farebbe veramente piacere trovare un contesto del genere in Italia, piuttosto che trovare delle riviste che si ricamano gli scrittori tra di loro. È inadeguato come Guarda, atteggiamento, perché il Mirko fatto che. dice, Mirko dice, nella metà del Novecento c'erano scrittori intellettuali che creavano dialoghi sui mezzi di comunicazione. Oggi il Certo. deserto. Eh, no, ma oggi si usa addirittura la forma per creare un deserto, cose impensabili, cose di origine satanica, la maschera, è tutto un teatro.
perché queste cose non sono cose reali. Il reale si vede dai segni, dal discernimento dei segni, non dalla maschera. La maschera può venire anche da una luce storta, dal trucco, anche io senza trucco assumo un atteggiamento diverso, ma chiaramente certo. io adesso sono in società. È chiaro che io anche quando vado a scuola o quando vado anche al supermercato tento comunque a truccarmi, a rendermi passabile in modo o nell'altro. Non lo so, anche tu stai bene, stiamo bene, non è che mi faccio vedere come una tramortita, perché qua è una situazione di pubblico. Allora, se tu intendi fare la vita pubblica, devi essere severo con te stesso. Io sono severa che non mi so esprimere a volte, ma ci stanno addirittura scrittori che vengono portati che dicono cioè. Allora, io ho detto cioè in dei video, ma ero in dei video in cui io mi mostravo effettivamente stanca, una situazione di tensione a livello assoluto, ma è chiaro se parlo con te non è che dico cioè, cioè. Allora, se tu vuoi fare lo scrittore, devi avere un'aura, devi saper parlare, convincere ed essere a livello dei grandi scrittori. Abbiamo mai visto Baricco? Abbiamo mai visto Calvino? Abbiamo mai visto i grandi scrittori italiani fermarsi? Cioè, oppure addirittura andare mascherati. Le donne senza trucco, sciatte, capelli sporchi. Ragazzi, ma che cosa sta succedendo? Io spero che questo sia una maschera della società, sia teatro, perché se è verità stiamo male. Se questa è verità, stiamo male. Voi avete scelto la maschera, però non venite da me. Perché da me io combatto per la verità e l'avete visto, perché io potevo aspettare, fare di tutto e far valere questo romanzo milioni. Non l'ho fatto, per verità. Non l'ho fatto perché non mi conveniva. Preferisco soffrire di solitudine altri anni, ma soffrire di quella verità di cui parliamo. Certo. Io non sto veramente capendo che cosa, il teatro a cosa si spingerà. Io spero che l'azione teatrale verrà posta a termine anche da menti intellettuali e si pongano comunque delle top, non lo so, fate qualcosa. Certo, certo. Io ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te. Facciamo rivedere il tuo romanzo, perché Ah, io ce ecco. l'ho sul pad e la copertina bellissima, oltretutto questa copertina. Chi è stato o è Eh, stata l'ideatore o io l'ideatrice? non volevo mettere questa copertina, poi sempre pregando mi è venuta l'idea di mettere questa copertina, ma io non la volevo mettere. E niente, personalmente nelle mie ispirazioni, perché poi ho parlato con l'editore, non lo so tu se conosci già Campanotto, è una persona molto rispettabile, pure Inga cura tutto nei minimi dettagli. Se fosse stato per loro avrebbero messo qualcosa di più storico, di più. Io ho voluto mettere questa perché mi sono detta Origami è un titolo che veramente abbraccia tanto. Quindi c'è su Canva, lo utilizzeranno sicuramente come hanno fatto su Instagram a loro modo, tanto vale che prendo una figura, proprio la installo come icona e vado avanti. E questo è stato il mio tentativo. No, bella anche perché è colorata e rappresenta tutto il romanzo, perché il tuo romanzo è anche colorato, ha tanto colore, ha tanta vita. Sì, speriamo anche che riuscirà a dare tanto, Lucia. Io ti ringrazio, ringrazio te e tutte le persone e quello che fate perché io vedo veramente qualcosa di bello nel vostro impegno. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e poi chi naturalmente seguirà la diretta in differita perché come al solito viene salvata sulla nostra Va bene. pagina. Buonasera. Grazie a tutti e buona sabato sera. Buonasera. Ciao, Ciao. grazie. Prego, Ciao. ciao.